ultime 24 ore in Veneto si registrano 6 nuovi casi positivi, sono tutti cittadini stranieri provenienti da Africa ed Est Europa, tra loro ci sarebbero anche delle badanti. A Conegliano il sindaco intende prorogare l'ordinanza di divieto di assembramento e somministrazione alcol. Martedì riunione con le forze dell'ordine, nei bar sono in arrivo gli steward. 28enne di origini afghane si tuffa nel lago di Santa Croce, non riemerge, ricerche in corso da parte dei sommozzatori. Paura per un trentenne originario della Guinea-Bissau e residente a Oderzo che stamattina a Jesolo, dopo un giro in pedalò, ha deciso di tuffarsi senza saper nuotare. Provvidenziale l'intervento dei bagnini. Dopo i fatti di venerdì sera con un residente che ha minacciato una prostituta con la pistola, il sindaco di Spresiano si appella al governo, intervenga in via definitiva. Fine settimana da bollino nero sulle strade di Marca, mattinata difficile a Vittorio Veneto verso la montagna. Intanto il prefetto incontra le forze dell'ordine e annuncia più controlli. Enti locali e dirigenti scolastici al lavoro per il nuovo anno scolastico, si valuta la possibilità di fare lezione nei corridoi e per velocizzare i tempi al vaglio l'acquisto di banchi più piccoli. Bentrovati, buonasera, buona domenica telespettatori di Antenna 3. È la curva del contagio, i dati di giornata ad aprire questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Sono infatti 6 i casi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore registrati nelle province di Vicenza, Verona, Venezia e Belluno. Un decesso si è registrato in azienda ospedaliera a Padova nella giornata di oggi. I casi positivi coinvolgono tutti cittadini stranieri provenienti da Africa ed Est Europa, tra loro risulterebbero esserci anche delle badanti. Intanto a Jesolo è stata anche quella di oggi una giornata di screening e di tracciamenti dopo il caso della turista austriaca risultata positiva. Si sta ricostruendo la provenienza dei 6 cittadini stranieri che, stando al bollettino diramato da Azienda Zero, sono risultati positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Veneto. Si tratta di 2 cittadini del Camerun, di una donna dell'Ucraina, di 2 persone provenienti dalla Moldavia e di un serbo. Da quanto si apprende da fonti regionali, si tratterebbe almeno in alcuni casi di cittadini di rientro dai paesi d'origine e tra loro vi sarebbero anche delle badanti. Rimane dunque alta l'attenzione nella nostra regione dopo i focolai dei giorni scorsi. L'ultimo, quello legato all'imprenditore vicentino di rientro da un viaggio di lavoro in Serbia e Bosnia, le cui condizioni rimangono gravi ma stabili. L'ULSS Berica ha refertato 5 tamponi positivi legati al caso, mentre nelle ultime ore una trentina di persone ha contattato il numero verde per ricevere informazioni nel sospetto di un contatto con uno dei contagiati. Casi che preoccupano la regione, come ha spiegato nell'intervista esclusiva rilasciata alla nostra emittente il governatore Zaia, facendo il bilancio di un'altra impegnativa settimana. Oggi diciamo che la presenza del virus ci inquieta, ci preoccupa e direi che gli indicatori non sono assolutamente positivi. Il rischio di un contagio di ritorno, ovvero che arrivi in Italia da cittadini di rientro dalle vacanze o dai paesi d'origine, preoccupa e il presidente del Veneto chiede un intervento da parte dell'OMS. Io penso che sia fondamentale che le frontiere siano libere, che ci sia movimento, però è pur vero che dobbiamo avere una garanzia, qui chiedo ancora a OMS che le frontiere le renda libere, assolutamente sì, ma che si confrontino i modelli sanitari. Intanto si attende per domani la nuova ordinanza regionale che potrebbe contenere provvedimenti più efficaci sulle quarantene. In tal senso ci si muove anche a livello di governo con il ministro della Salute Speranza, che ha dato mandato all'ufficio legislativo del suo dicastero di verificare il quadro normativo sui trattamenti sanitari obbligatori. L'obiettivo è quello di studiare un'eventuale norma più stringente che riguarda la tutela contro il Covid proprio dopo il focolaio veneto. La verifica tecnica servirà anche di supporto alle eventuali scelte in questo senso delle autorità locali. Nel frattempo il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 4 Veneto Orientale, dove nei prossimi giorni arriveranno altri 6 nuovi tecnici destinati alle attività di controllo sul litorale, ha tracciato anche oggi i movimenti della turista austriaca che per 4 giorni ha soggiornato a Jesolo e che, rientrata in patria, è risultata positiva al Covid. Sembra che la donna non abbia avuto altri contatti al di fuori dell'hotel, inoltre non si esclude che possa essere stata già positiva quando è arrivata in Veneto. Ma non c'è solo l'emergenza sanitaria a preoccupare, anche quella economica, con il
il ministro Gualtieri, che nella premessa del Piano Nazionale di Riforma scrive che non c'è tempo da perdere per evitare una fase di depressione. Situazione critica anche in Veneto, dove pesa la lenta ripartenza del turismo. Non ce la passiamo bene, speriamo che questa recessione sia veloce, quindi si va giù e si torna su velocemente. Di certo è che noi sappiamo che il coronavirus ha pesato molto e dall'altro vediamo che c'è questa fase di limbo, come l'ho definita io, no? La fase 2 è finita, la fase della convivenza è finita, adesso siamo in una fase nella quale sei un po' stordito, capisci che puoi camminare con le tue gambe, hai preso una botta, però non hai ben capito se ti arriva un altro pugno in faccia, quindi è una fase molto critica. Questo quindi il punto della collega Francesca Bozza, che ha fatto il quadro della situazione a livello regionale, ma veniamo alla Marca e andiamo a Conegliano, dove si andrà a prorogare l'ordinanza anti-assembramenti voluta dal sindaco, e nei bar è in arrivo anche la figura dello steward. Noi accogliamo tutti, ci teniamo che ci siano, ma non abbiamo nessun altro pensiero che non la rigidità per coloro che si comportano male, per cui non sarà ammesso nessun tipo di svago che vada al di fuori delle regole prestabilite. Per tutta l'estate adesso stiamo verificando anche che alcuni locali che hanno un numero di persone più importanti si dotino di steward, perché è assolutamente indispensabile che vengano rispettate, come dicevate prima, le norme di sicurezza. Conferma l'ordinanza e rilancia il sindaco di Conegliano. La linea dura adottata a inizio fase 3 varrà per tutta l'estate. Questo significa che bar e locali dovranno continuare a chiudere a luna di notte, con l'obbligo espresso di accatastare sedie e tavoli, legandoli per renderli non fruibili quando il pubblico esercizio è chiuso. Niente alcol poi dalle 21 alle 6 al di fuori di locali e plateatici, e più in generale stop al bivacco nelle aree più sensibili della città, come l'iconica scalinata degli Alpini. 20 le multe staccate lo scorso fine settimana, mentre in queste ore la situazione è stata più tranquilla, e martedì ci sarà un punto con le forze dell'ordine. Ci sembra che funzioni molto bene, ma dobbiamo tararla, perché ovviamente ci sono anche dei locali che in questo momento non è giusto che ne risentano a causa di qualche stupido che purtroppo si comporta male. Deve esserci elasticità da un lato verso i locali, anche perché escono da un lockdown molto lungo, e al tempo stesso deve esserci molta rigidità con chi si comporta male. Il provvedimento ha l'ok di parte del mondo del commercio. Io da commerciante dico, noi ci siamo dovuti, da subito abbiamo dovuto comunque sottostare a delle regole precise e far sì che all'interno dei nostri negozi le persone entrino scaglionate, seguendo tutti i protocolli di sicurezza. È giusto anche che, nonostante siamo passati 2 mesi da queste prime ordinanze, anche soprattutto durante il periodo della sera e della notte, soprattutto all'interno dei bar, vengano rispettate. Ai tavolini dei bar, nella prima domenica di luglio, l'aria è comunque rilassata sia tra addetti ai lavori che avventori. Giustamente magari qualche festa in più i ragazzi fanno un po' di casino, è normale, perché sono giovani. Di sicuro c'è abbastanza ordine, non ci sono tanti assemblamenti, anche perché qua vedendo in giro se non ti siedi al tavolo con i distanziamenti e tutt'altro non ti servono da bere. Sembrerebbe che la gente sia consapevole, quindi si cerchi di rispettare per quanto possibile, insomma. La cronaca ci porta adesso in Alpago, dove sono proseguite per tutto il pomeriggio le ricerche di un uomo, un trentenne straniero da tempo in Italia, caduto nelle acque del lago di Santa Croce. L'uomo non è più riemerso e così è partito l'allarme che ha visto mobilitarsi i soccorsi, tra questi sommozzatori dei vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri. Al momento attuale le ricerche sono ancora in corso e le speranze si affievoliscono ovviamente di minuto in minuto. Brutta avventura oggi per un trentenne originario della Guinea-Bissau e residente a Oderzo, che a Jesolo in mattinata si trovava su un pedalò insieme ad un'amica quando, pur non sapendo nuotare, si è buttato in mare pensando probabilmente di toccare il fondo. Il giovane però si è trovato in difficoltà. L'amica ha iniziato a gridare attirando l'attenzione dei bagnini, che lo hanno tratto in salvo mettendo in atto le pratiche di rianimazione. Nel frattempo sul posto sono arrivati anche i sanitari del SUEM, che hanno trasportato il trentenne all'ospedale di San Donà di Piave. Non sarebbe in pericolo di vita.
Andiamo adesso a Spresiano. Ieri sera vi abbiamo raccontato quanto successo venerdì con la prostituta aggredita da un residente esasperato addirittura con la pistola. Per il sindaco un episodio da condannare, ma è lo stesso sindaco a rivolgersi al governo e parlare di cittadini esasperati. Sentiamolo. Il problema è un problema annoso e chi si vede, nonostante magari anche una diminuzione negli ultimi anni del fenomeno, chi si vede continuare con questo tipo di attività fuori dalle porte di casa, capisco anche che possa essere ormai esasperato. Non da giustificare comunque un comportamento del genere. La condanna del gesto è ferma, ma per il primo cittadino l'esasperazione per un fenomeno che non conosce crisi non va nascosta. Fa discutere a Spresiano il fatto successo venerdì sera quando un residente è sceso in strada minacciando la prostituta davanti casa di andarsene, prima fingendosi poliziotto, poi estraendo addirittura una pistola. Spresiano, per una questione innanzitutto logistica, è da sempre uno dei comuni della Marca più interessati dalla presenza di belle di notte, sia in strada che negli appartamenti. Pochi gli strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali. Noi possiamo fare di tutto, ma finché non ci sarà una legge governativa, una legge statale che dia delle linee precise a riguardo, è impossibile. Sono armi spuntate quelle che abbiamo. Il sindaco entra nel merito di possibili proposte, evitando facili ipocrisie. La riapertura delle case chiuse potrebbe essere una soluzione, ma ci sono altri modi sicuramente per disincentivare il fenomeno. È chiaro che l'importante è che il paese ne traga beneficio. Qui ci sono anche molti interessi, evidentemente, e fin tanto che il fenomeno è presente vuol dire anche che c'è una domanda che non cala. In piazza l'opinione maggioritaria è per la regolamentazione della prostituzione, riaprire le case chiuse la soluzione più invocata. Dopo quello che è successo qui a Spresiano potrebbe essere, e succede in tutte le parti d'Italia questo qua, potrebbe essere una bella idea contingentarle o creare dei posti assolutamente dedicati a loro. Purtroppo finché c'è richiesta continuano a farlo, che è una roba un po', sotto il mio punto di vista, orrenda. Devono fare come una volta, che vanno su una casa, basta. Ma come ragazzini, bambini che vedono tutte queste cose qua, non trovo una cosa giusta. È una sporcizia. Nonostante la prognosi rimanga riservata, sembrano migliorare le condizioni cliniche del sedicenne di Valdobbiadene, che è rimasto gravemente ferito nell'incidente di sabato scorso, una settimana fa, a Farra di Soligo, dove è morta Vittoria De Paoli. Il ragazzo si trova ancora ricoverato in terapia intensiva al Cafoncello di Treviso, dove però nella giornata di ieri è stato estubato e risvegliato dal coma. Un passaggio fondamentale per capire l'entità dei danni neurologici riportati, che saranno però valutati nei prossimi giorni. Il quadro, va detto, resta comunque grave. Sui social amici e compagni hanno però esultato per questo progresso. Sei il più forte di tutti, anche più di prima, uno dei messaggi. E oggi si è registrata una vittima nel primo pomeriggio sulla Romea in provincia di Rovigo, ad Ariano nel Polesine, dove è morto un settantenne, Radimiro Bencic di Trieste, che è andato a sbattere in maniera del tutto autonoma contro un terrapieno in cemento. E nella Marca, nel Trevigiano, è stata comunque una domenica da bollino nero. Problemi si sono registrati in mattinata sulla 27 all'altezza di Vittorio Veneto e del Monte Baldo, ma facciamo il punto nel servizio. I lavori si sono invece spostati sulla canna a salire, c'è stato un po' di panico verso le 10:30, 11, perché il traffico a salire è diventato cospicuo, tanto da generare una leggera coda a salire, poi però tutto si è risolto. Il problema, insomma, in questo primo weekend di luglio si è spostato dalla canna a scendere a quella a salire verso la montagna dalla sera alla mattina. Lavori in corso al Monte Baldo che si sono tradotti in 2 mattinate di coda sabato e domenica, un copione al contrario, deleterio soprattutto per la montagna bellunese.
Io ho segnalazioni di gente che per fare 10 km ci ha messo 2 ore e mezza. E questo ovviamente è un problema che va risolto. Non possiamo far eseguire questi lavori sempre d'estate in questo periodo. Il periodo estivo è il periodo dove soprattutto quest'anno, dopo il lockdown lunghissimo, che ci permetteva e ci può permettere di riprendere, diciamo così, il filo di un settore che per noi è strategico per la provincia di Belluno. Ma anche alla luce dell'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra sindaco di Vittorio Veneto, prefetto di Treviso e società autostrade, i problemi dovrebbero rientrare entro il mese di luglio. È presumibile che gli accertamenti strutturali che stanno eseguendo dovrebbero ridursi a 2 dei 3 weekend a seguire. Nel frattempo, proprio in prefettura si terrà nei prossimi giorni un altro tavolo, quello con le forze dell'ordine, per andare a incrementare i controlli sulla rete viaria provinciale dalla Feltrina alla Treviso Mare. Treviso non ha il mare, Treviso non ha la montagna, ma è una zona di passaggio per andare al mare, alla montagna e anche al lago, ha una viabilità che sappiamo ha delle criticità strutturali e quindi con l'intensificazione del traffico bisogna ribadire quelli che sono la necessità di intensificare i controlli e mi permetto anche in questa occasione però un richiamo a quella che è il senso di responsabilità di tutti. Maggiori controlli sulle strade per le vacanze che nell'era Covid si fanno brevi, frequenti e a chilometro zero, con il sovraccarico soprattutto nei fine settimana della rete interna, ma l'appello resta appunto quello alla responsabilità di tutti. Di tutte le età mi verrebbe da dire, visto anche i fatti recenti tristissimi di questi giorni, sul rispetto di quelle che sono le regole del codice della strada, ma soprattutto tutte le regole prudenziali che dobbiamo avere quando siamo sulla strada come pedoni, come ciclisti, come motociclisti, come automobilisti. Si continua a lavorare in vista della ripartenza dell'anno scolastico a settembre. Nei giorni scorsi riunioni di assessori, sindaci e presidente della provincia, perché il tempo a disposizione è davvero poco. La questione scuole è ora in mano alla conferenza dei servizi, con dirigenti scolastici ed enti locali impegnati a reperire gli spazi necessari per far tornare in aula in sicurezza gli studenti il 14 settembre. Il lavoro parte dalla riorganizzazione dei locali scolastici disponibili, ovvero dalle aule ordinarie, ma il tempo è poco e così si cerca di mettere in campo ogni soluzione per velocizzare gli interventi. La stessa grandezza dei banchi influisce sulla capienza degli spazi didattici, quindi delle aule. Ad esempio, se noi abbiamo dei banchi 70x70, il numero dei banchi che potranno essere presenti all'interno di uno spazio sarà superiore rispetto a banchi da 70x50. Quindi, intervenendo anche sulla grandezza dei banchi, sulla loro quindi pezzatura, potremo valutare in questo senso di fare degli interventi più rapidi. Questa proposta è stata presentata al Ministero dell'Istruzione, che sembra averla accolta favorevolmente. Possa provvedere anche per magari degli acquisti di massa, diciamo così, proprio per le scuole, per favorire questo tipo di strumento. Anche i vigili del fuoco sono stati interpellati per l'utilizzo degli spazi, garantendo sempre la sicurezza. Ad esempio, per capire se è possibile ridurre senza compromettere la sicurezza, ad esempio l'ampiezza dei corridoi, intesi come spazi tra ad esempio i banchi e le finestre, tra banchi, proprio per favorire una maggiore presenza. Ma tempo e risorse non giocano a favore, soprattutto il capitolo economico preoccupa gli addetti ai lavori. Alla provincia di Treviso spettano finanziamenti per 1.300.000 euro, ma non sono sufficienti e sono difficili da gestire, sottolinea il presidente dell'UPI Veneto, Marcon. Hanno ad oggi, e speriamo lo tolgano, il vincolo ad essere utilizzati solo su immobili iscritti all'anagrafe scolastica. È una incongruenza rispetto anche alle linee guida dove si citava ad esempio i teatri piuttosto che le biblioteche o i musei come luoghi, come spazi da utilizzare per spazi scolastici. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica che nel pomeriggio di domani interesserà dapprima la zona delle Dolomiti e a seguire le zone prealpine, pedemontane e parte della pianura. Sono previsti rovesci temporali quindi sulle Dolomiti, poi in estensione alle zone prealpine e pedemontane su parte della pianura saranno possibili fenomeni intensi, specie sulle zone montane e pedemontane centro-orientali. Nella serata di domani, lunedì 6 luglio, è previsto un rinforzo dei venti da nord-nord-est, specie in quota
e su costa e pianura limitrofa. Questa quindi la prospettiva che ci attende per la giornata di domani. Adesso invece c'è la pubblicità. A dopo. Di nuovo in studio per parlare di esenzioni ticket con tanti anziani in allarme. La denuncia arriva dallo SPI-CGIL. Si rischia di lasciare scoperto chi ne ha bisogno. Regione e ULSS chiariscano subito, dice Paolino Barbiero. È caos sulla questione esenzioni ticket. A sollevare il problema lo SPI-CGIL, al quale si sono rivolti molti trevigiani, soprattutto anziani. In pratica è arrivata a casa di quanti hanno diritto a questa esenzione una lettera firmata dal direttore generale dell'USL 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi. Nella missiva si chiede ai diretti interessati, pena l'esclusione dall'esenzione al ticket, di compilare e presentare il modulo di autocertificazione nel portale dell'USL o di recarsi agli sportelli dei distretti del territorio. Anziani nel panico di vedersi togliere questa importante esenzione. A denunciare la situazione il segretario generale dello SPI-CGIL Paolino Barbiero. Lo scorso 24 marzo, in piena emergenza Covid, la Regione del Veneto aveva prorogato d'ufficio i certificati di esenzione per condizione economica di un anno, quindi al 31 marzo 2021, come ancora riportato sul sito dell'USL. Oggi torna sui suoi passi, invitando i beneficiari a presentare il modulo. Un errore o una scelta incomprensibile, spiega Barbiero, che sta mettendo in difficoltà famiglie e anziani spesso soli. Fra l'altro si intima ai destinatari di non usufruire più, dal momento della ricezione della comunicazione, del certificato di esenzione rilasciato dalla Regione Veneto con data di scadenza permanente, ovvero coloro che sono esonerati senza obbligo di rinnovare l'autocertificazione. Immediata la risposta del direttore generale. Siano tranquilli, basta un'autocertificazione, cioè noi chiediamo solo che la persona certifichi lo stato attuale, quello che è, quindi la continuazione del suo stato ovviamente di esenzione. Quindi è un atto dovuto, lo dobbiamo fare, anche noi abbiamo dei controlli ovviamente a livello ministeriale, a livello della Corte dei Conti eccetera. Quindi quello che chiediamo è solo ovviamente che facciano questa autocertificazione e niente altro, e poi ovviamente continueranno ad avere quello che è a loro dovuto, cioè l'esenzione. Insomma, il modulo va presentato e cambierà assolutamente nulla, ha concluso Benazzi. Parliamo adesso di cultura e di teatro, perché anche il teatro a Treviso entra nella sua fase 3. A brevissimo verrà convocato e quindi anche per il teatro belle novità in arrivo. Nel post-Covid anche la cultura cerca di ripartire. Nei giorni scorsi a Treviso è stato sottoscritto un accordo tra le due più importanti istituzioni del Veneto, Teatro Stabile e Arteven, per una maggiore collaborazione, soprattutto nella programmazione delle produzioni. Passo ulteriore ora l'istituzione di un tavolo ad hoc per il teatro. È tra i nostri programmi un tavolo dedicato al mondo del teatro, che è uno dei tavoli che mancava perché già tematici per la rete dei festival o del cinema ci sono già stati. Quindi una delle novità in arrivo, che va proprio nella direzione della Regione e anche del Teatro Stabile del Veneto e di Arteven, di coordinare tutte le realtà e massimizzare le sinergie tra gli attori del territorio. I protagonisti del panorama teatrale cittadino avranno la possibilità di sedere tutti intorno allo stesso tavolo per condividere progettualità e obiettivi. Oggi più che mai nel periodo post-Covid è importante dialogare con tutti gli attori proprio per trovare delle sinergie e anche massimizzare quelli che sono i fondi a disposizione. Uso delle mascherine anche all'aperto, vediamo come stanno reagendo i trevigiani. Siamo stati al mercato. Signora, al mercato con la mascherina di rigore? Certo. Ma lei la porta sempre oppure perché adesso siamo tornati al contagio? A casa no. Però sì, tutti con la mascherina, siamo tutti bravi qua. Sempre, anche nel pullman, dove serve? Nel negozio alimentare. Più che altro stamattina i vigili qua che ha fatto i tempo a Forterrore, Questa mattina i vigili di Treviso erano sul piede di guerra, praticamente sono venuti fuori a tutti gli ambulanti, hanno consigliato, o anche obbligato a mettere delle mascherine. Perché se no di solito? Di solito è mezzo e mezzo, diciamo. Il mercato in generale dal 18 maggio che abbiamo ripreso, comunque la mascherina, cioè questa cosa comunque è stata rispettata. Sì, assolutamente. È bella uguale con la mascherina? Sì, grazie. Lei porta sempre la mascherina? Io sempre. Sempre? Certo.
Ci sono regole da rispettare, no? Bisogna adesso, tutti quanti con la mascherina. Ma non era così al mercato i giorni scorsi, o no? No, al mercato l'hanno sempre portata la mascherina, soprattutto quando ci sono assemblamenti di gente, io vedo la gente ce l'ha tutta. Perché per colpa di uno va a rischio di metterci tutta la società, tutto diciamo il Veneto, in questo momento non ne abbiamo bisogno. Caffè con mascherina? Caffè con mascherina, esatto. Ma per scelta, per paura? Per scelta. Buongiorno signora, e la mascherina? La mascherina non ce l'ho qua. Ma bisogna portarla, sì. No? Quando parlo con qualcuno sì. Mi sembra una stupidaggine. Anche lei? Assolutamente non. È un fatto religioso portarla o meno oramai. La mascherina è come un amuleto, ha la funzione di un amuleto. Il problema del Covid non è clinico, è ideologico. Questo quindi il polso della situazione tastato dal nostro Lucio Zanato, e con Lucio Zanato ci occupiamo adesso di storia, perché c'è un nuovo appuntamento con i segni della nostra storia. Questa domenica vi raccontiamo la storia di un ponte trevigiano e di una famiglia appartenuta alla schiera dei nobili trevigiani dal nome davvero inconfondibile. A guardarlo così non sembra nemmeno un ponte. Eppure questo tratto che collega Piazza Duomo con Viale Cesare Battisti a Treviso è il ponte sul Siletto, lanciato tra l'isola di Cornarotta e il suburbio di Contrà Cantarane. Un ponte ampio che la mattonella sul muro del palazzo prospiciente il canale denomina Ponte Mussolini. Un cognome inconfondibile per una famiglia che a Treviso appartenne alla schiera nobiliare, come ci racconta questo stemmario trevigiano unico nel suo genere. L'autore è il professor Renucci e il disegnatore è il professor Luciano Forlanetto. Quindi tutto fatto a mano questo? Tutto quanto fatto a mano, di una cosa incredibile che percorre prima gli stemmi della città di Treviso, le tre torri e lo stemma diciamo attuale, quello posteriore al 1176, e poi ci sono tante famiglie, gli stemmi di tante famiglie, tanti personaggi presenti a Treviso, dei quali alcuni per esempio hanno avuto anche rilevanza dal punto di vista storico, come lo stemma, questo qui è di Bonaparte, gira e rigira, sfoglia e sfoglia, tu a un certo momento ti trovi di fronte a questo stemma qua, e questo qua ci porta proprio in piena città, perché noi sappiamo che esiste un ponte di Mussolini, del quale si dice che il nome derivasse dai Musati, Mussoetti, Mussottini, Mussoetti, Mussolini, chironomidi. Ma insomma, in realtà c'era una famiglia Mussolini che proveniva in parte da Venezia, in parte da Bologna. In fondo i Mussolini erano ovviamente romagnoli giù di là. Nel mensile Vita cittadina Oreste Battistella si sforza con un articolo notevole di far sapere che c'erano i Mussolini qua a Treviso, che potevano essere gli antenati del duce, e quindi vabbè, insomma, l'epoca ha richiesto questo tentativo di far diventare Benito Mussolini discendente dei Mussolini da cui i Musati del ponte del Duomo. Fin qui la spiegazione del termine Mussolini, ancor più goliardica invece l'altra denominazione di Ponte delle Sedute. Ponte Mussolini, ma anche Ponte delle Sedute. Perché Ponte delle Sedute? Ma perché risulta che i sedili avrebbero avuto un foro sul fondo, e l'uso di quel foro è evidentemente a carattere igienico-sanitario. Insomma, passiamo dai Musati ai bagni. Difendendosi, perché ti becca anche venendo da sotto. Questo l'appuntamento con la storia trevigiana curato da Lucio Zanato, ma c'è una notizia dell'ultima ora di cronaca di cui vi devo dar conto. C'è stato un grave incidente nel tardo pomeriggio in spiaggia a Jesolo, dove due ragazzi nordafricani si sono tuffati da un pontile. In realtà i pontili, lo sapete, a Jesolo sono chiusi per evitare il rischio di assembramenti all'altezza
all'altezza della Torretta 21 in zona Piazza Milano. Uno dei due ragazzi nello slancio ha però sbattuto fortemente sul fondale, restando gravemente ferito. Immediato l'intervento dei soccorsi. Il giovane è appunto un tunisino, 19enne, residente in provincia di Treviso, che è stato assistito dai bagnini e trasportato all'ospedale. La prognosi è al momento riservata, ma si teme la lesione alla spina dorsale con rischio di paralisi. Questa è la cronaca in una giornata contrassegnata da diversi incidenti di cui vi abbiamo dato conto, ma siamo alle battute finali e vi ricordo la nostra rubrica Bimbi in TV. Potete continuare a mandarci i video dei vostri bambini in questa strana estate 2020 al numero 351 1755 340, non delle semplici foto, ormai lo sapete, ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale. È tutto per questa domenica sera. Non mi resta che lasciarvi alle previsioni del tempo, ringraziarvi per l'attenzione. Buona serata davvero. Bentrovati al meteo. Inizio di settimana con tempo ancora in prevalenza buono, sia pure con qualche fenomeno. Vediamo dove nel dettaglio di lunedì 6 luglio. Sul Veneto al mattino cielo localmente nuvoloso e coperto. Al pomeriggio decisamente più sole, tuttavia con qualche rovescio sulle zone montuose, possibile fin verso le aree pianeggianti. Temperature minime tra i 18 e i 24 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di mercurio arriverà a segnare i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente avremo anche qui molte nubi, poi sarà via via più soleggiato, ma con isolati acquazzoni sulle Alpi. Temperature minime fino a 23 gradi, massime invece comprese tra i 31 e i 32 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione. Avremo locali precipitazioni sui settori di confine, specie dalle ore pomeridiane. Temperature minime sui 18-19 gradi, massime invece fino a 33 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.